quando ti senti senza dimora, o vai in un museo oppure vai in un teatro storico, perché il teatro storico è un museo. Il teatro è civiltà, è espressione dell'animo umano. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Soundtrack City, con cui iniziamo una nuova fase. Non ci limiteremo più a intervistare semplicemente gli artisti, i compositori, ma andremo negli spazi dove si fa cultura, dove si fa arte, dove si fa teatro. E oggi iniziamo questa serie, diciamo, con un teatro meraviglioso, il Teatro della Concordia. Qui con me ho Edoardo Brenci, con cui parlare soprattutto della storia. Iniziamo a parlare della storia di questo teatro che ha radici, insomma, piuttosto importanti. Ci racconti questa storia? Sul finire del Settecento Montecastello si fa il libero comune e questo libero comune crea un terreno fertile alla campagna d'Italia napoleonica, tanto che poi viene nominato comprensorio a sud del Trasimeno capocantone. E in quel contesto 9 famiglie, proprietarie terrieri, decidono di costruire un luogo di incontri. Un salotto è scritto, il bel salotto della bella Montecastello. 9 famiglie, ci sono 9 colonne di palchi. E quindi lo intitolano alla Concordia, nel senso di buona unione, ma perché no, vogliamoci bene. E rimane così, tutto di legno, con la sezione a campana. Se guardiamo il plafone è una campana che si apre verso il palcoscenico, quindi legno, sezione a campana per la perfezione dell'acustica e, cosa più importante che lo caratterizza come miniatura tra i teatri storici più piccoli al mondo, cosa più importante, il plafone non è in muratura, ma il plafone è una intelaiatura, una insieme fatto da cannucciola, sotto c'è un bell'affresco. Ecco, questo qui crea la perfezione dell'acustica. Non è il teatro più piccolo perché ha pochi posti, non è il teatro più piccolo perché ha poca superficie, ma perché le 9 famiglie lo scrissero. La civiltà non si misura né a cubatura e né a metri quadri. Una cosa che mi è rimasta impressa di quando sono venuto per la prima volta a visitare qui è che la guida, perché sappiate che è un teatro questo visitabile, potete prenotare, no, le visite guidata, e la guida, una collaboratrice di qui del teatro, disse una frase che mi è rimasta impressa, poi è con la passione che poi alla fine si smuovono le montagne, le difficoltà e via dicendo. Io credo che questa passione traspare in ogni parola di Edoardo. Ecco, allora però te la domando a te, questa tua passione da dove deriva, da dove nasce? Ognuno ha le sue fedi. Siccome nella vita ho avuto diverse coincidenze, che non sono stati miracoli, per carità, mi auguro sempre che da qui esca una persona poi si dica miracolata perché ha passato un momento qui dentro. Però attenzione, questo va bene. Anzi, cito una cosa che è nata in Canada. I medici di famiglia suggeriscono ai propri pazienti manager di andare almeno una volta alla settimana nei teatri o nei musei perché rasserena gli animi e quindi questo fa bene alla salute. La mia passione da cosa nasce? Non lo so, forse ognuno di noi nella vita sa fare qualche cosa. Se non lo sa fare lo lascia trasparire e fa quello che desidera con passione. Io sono tornato al mio paese, ha riaperto il teatro, sarà stata una coincidenza, da lì è nato
un dedicarmi, un voler bene a creare anche un'economia culturale e una nuova economia per un posto che stava sopperendo a una carenza sia dell'occupazione o di che altro. Non abbiamo creato un grande indotto, per carità, però abbiamo 2 dipendenti. E questa è una buona cosa. L'altra buona cosa che avete fatto, e forse chissà se ne avete contezza, è che ognuno, qualsiasi persona, sfido qualsiasi persona a entrare in questo teatro, quindi venite a fare una visita a questo teatro, respirate l'aria che c'è in questo piccolo teatro, trovarvi all'interno di questo gioiello, e chiunque ami la bellezza sicuramente saprà apprezzare in qualche cosa che avete creato voi, ma anche dal passato arriva questa bellezza. Edoardo ci raccontava delle storie bellissime, bisognerebbe farci un romanzo, una fiction, una sceneggiatura proprio sulla storia che c'è dietro i pittori, gli artisti che hanno dipinto tutto quello che c'è intorno. Magari se hai... Che nasce dalla passione. Che nasce anche quella nasce dalla passione. Basta dire senza nulla volere, basta dire che un giovine dal Mar Tirreno veniva mandato a terminare gli affreschi, basta dire che sul fondale c'è un segno di dolore, basta dire che nel foyer c'è scritto salve ameno colle nostra patria. Non aggiungo altro, penso che vi ho lanciato delle curiosità. Anche storie sentimentali, ahimè, non dolorose, insomma c'è un pezzo di storia del nostro paese qui dentro che c'è qui tra queste mura, tra queste quinte. Ecco, l'attività artistica immagino che abbia vissuto all'interno della vostra programmazione un notevole scossone traumatico per la questione appunto del Covid, della pandemia, eccetera, eccetera. Voi prima avevate una stagione? Naturalmente il teatro non è solo un museo, non è solo una trattoria in tal senso. Il teatro è macchina teatrale, quindi ha una sua stagione teatrale, più che altro fatta di musica, perché questo è il regno della musica classica più che altro, ma anche musica leggera. Abbiamo fatto anche dei tributi a grandi artisti della musica leggera, prosa, qualsiasi rappresentazione nel rispetto della struttura. Quindi c'è una stagione teatrale che ha un pubblico nazionale e internazionale, vengono tutti informati attraverso la nostra newsletter e quindi vi posso assicurare che si fa il pieno. Ora intendiamoci, diciamo, è facile fare il pieno in un teatro di 99 posti, ma è anche difficile attrarre in un paesino al centro dell'Umbria pubblico internazionale, però noi ci riusciamo. Ecco, per darvi meglio l'idea, Monte Castello di Vibbio, e si raccomanda sempre, Edoardo, di staccarlo, Monte Spazio Castello di Vibbio, è vicino Todi, questo per dare delle indicazioni geografiche. Io voglio ricordare di questo teatro, sentii parlare perché, come vi raccontavo prima, vidi la copertina di un disco, anzi un CD, che ha una storia bellissima. Allora, questo fu un concerto, se non sbaglio, per fortepiano, no? Quindi vennero portati questi esemplari di fortepiano. Ci racconti un po' questa storia? Ma è un po' il vissuto della nostra attività. Noi iniziamo nel 1993 ufficialmente, poi nel 1994 cominciamo a gestire il teatro e cerchiamo di valorizzarlo. Facciamo anche un gemellaggio con il teatro più grande del mondo, diciamo. Dove si trova il teatro più grande del mondo? Ma è il Teatro Farnese di Parma, che tiene oltre 4.000 posti. Anch'egli ha una storia un po' dolorosa alle spalle. E poi andando avanti abbiamo fatto un festival del monodramma curato da una bella giuria, tra cui Corrado Augias e altri esperti del mondo della cultura. E poi nel 2000 si affacciano 2 musicisti, i quali dicono:
Siamo restauratori di strumenti antichi, fortepiano e violoncelli, e vogliamo realizzare un concerto in stile ottocentesco in un teatro ottocentesco. Portano qui 3 fortepiani e 5 violoncelli, li lasciano per una settimana a amalgamare con il clima del teatro senza accendere riscaldamenti, con gli stessi legni dei palchi, e poi dopo una settimana realizzano un concerto che viene registrato. Di questo nasce una prima edizione della compilation e poi nel 2011 facciamo una ristampa che la chiamiamo Armonie in Concordia. Questo è affascinante, i musicisti sono Claudio Veneri e Maurizio Gambini. È molto affascinante perché significa andare a valorizzare una struttura teatrale ottocentesca lignea e andare a valorizzare quella che è la perfetta cassa armonica, che è data esclusivamente da questa struttura. Quando uno dice che ha un teatro, può avere una sala, ma i teatri veri sono fatti con queste caratteristiche: palchi di legno, sezione dei palchi a campana, plafone a camorcanna. In più voglio dire che queste colonne che vedete sono tutte di legno, no? Sono tutte di legno. Sono tutte di legno, quindi siamo completamente circondati dal legno e questo calore nell'acustica si sente, se si sente. E invece per quanto riguarda la storia più recente, no? Io so che poi in un certo momento ha passato un periodo d'abbandono questo teatro, poi è stato in qualche modo restaurato. Ci racconti questa fase che secondo me è emblematica? Questo è importante perché il teatro nel 1952 chiude, era crollato il palcoscenico, era crollato un pezzo del soffitto, i cittadini comunque fanno una colletta, oggi si chiama raccolta fondi, si tassano quindi e con 6 milioni di lire realizzano la copertura del tetto. Rimane così di proprietà privata fino agli anni 80, 1982, così parte un progetto dalla Regione dell'Umbria per restaurare i teatri storici, tra cui ci rientra anche il Teatro della Concordia. 18 teatri storici umbri vengono restaurati con i fondi della Comunità Europea. Si fa l'esproprio agli eredi del Teatro della Concordia, il Comune ne diventa proprietario e quindi partono i lavori di restauro. Durano 6 anni e nel 1994 il Teatro della Concordia riapre. Ora il Comune si trova a gestire un teatro, un comune con le sue difficoltà gestionali, naturalmente, è ovvio. Allora viene creata una associazione culturale che chiamiamo Società del Teatro della Concordia, come la prima società di gestione che fecero i primi proprietari nel 1823. Questa associazione, oggi associazione di promozione sociale, ha operato nel rispetto dello statuto per la tutela del bene, per la valorizzazione del bene, per le attività culturali, perché il bene crei un indotto di turismo culturale. Ora, queste nicchie di sapere di cui ne abbiamo, di cui l'Italia è ricca, se ben gestite come fa la mia associazione culturale, possono creare valore aggiunto, valore alla persona, valore sociale, valore che ti fa dire: con la cultura si può mangiare. Perché oggi questa associazione culturale ha 2 dipendenti, è vero, rischiano perché il sistema pandemia, vedete come ci ha portato, ci dobbiamo autosostenere con i nostri fondi, con il 5 per 1000 che non è grandi cifre, difficilmente riusciamo a ottenere benefici pubblici, bandi d'accordo sì, ne facciamo, ma ci adoperiamo, valorizziamo un bene, lo teniamo come un salotto ben gestito. Ecco quindi che il teatro diventa un attrattore, diventa un museo. Di questo ne va un bell'orgoglio, sia personale sia della società del Teatro della Concordia. Senti, a questo punto mi viene per forza una domanda, no?
abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato dell'importanza in qualche modo della cultura proprio, forse come collante sociale proprio. Ma secondo te dov'è che, ad esempio, questo settore bisognerebbe dell'aiuto, ad esempio, dello Stato, o perlomeno dell'aiuto e del supporto dell'amministrazione? Dove in particolare? Non parlo solo di questa struttura, ma proprio in generale. Nel mio piccolo, nel mio fare, ma non piccolo perché è piccolo il teatro, tutto ciò che l'artista propone non è sindacabile, è comunque un valore artistico perché lo propone la persona e quindi va comunque valorizzato. Ciò che invece è importante è una oculata gestione della spesa di quei fondi. Quello è importante, che non si deve poi comunque tradurre in numeri fatti, ma in oculata gestione. Vi posso dire che in questo teatro abbiamo gestito, permettetemi anche di dire ho gestito, con il buon senso del buon padre di famiglia, e siamo riusciti a sopperire a questi 2 anni di mancate entrate con gli avanzi di gestione che l'associazione aveva accumulato nel tempo, nonostante che abbiamo partecipato a bandi pubblici, finanziato bandi pubblici, nonostante che vedete questa bella struttura ben gestita, ben tenuta, compito di questa associazione. Talmente compito di questa associazione che oggi il comune si trova un finanziamento ancora per un risanamento conservativo dopo appena 30 anni dall'ultimo, che significa che per i prossimi 100 anni questo teatro avrà tutta una tecnologia ben funzionante grazie al buon fare, e non ci sono debiti, non ci sono mutui da pagare. Ecco, di questo sì, con molto orgoglio. Certo, l'associazione che gestisco è in estrema sofferenza. Se ci appelliamo al 5 per 1000 è dura far scegliere il 5 per 1000 a chi non ci conosce. Infatti chi ci dà il 5 per 1000 è perché ha conosciuto questa struttura, ma sono pochi spiccioli soldini. A qualche metro dal teatro è stato aperto anche addirittura delle attività molto importanti che hanno a che fare con la ristorazione, ad esempio. Questo per far capire che è un polo attrattivo questo qui del teatro, ma genera poi anche altro tipo di lavori, no? E questo, credo che questo del tema dell'economia circolare sia l'indotto. Noi abbiamo fatto una piccola analisi nel nostro piccolo e diciamo che se il teatro incassa 1, l'indotto incassa 8. E questo è importante. Senti, ma invece parliamo un po', per chiudere, di futuro. Io penso che il modello che avete creato per questo teatro, io spero che possa essere in qualche modo anche vissuto altrove, che sia preso da esempio, perché secondo me è veramente in questo senso l'eccellenza e anche una speranza notevole. Ma tu, come vedi questo teatro nel futuro? Ho già detto che da un punto di vista di sostenibilità tecnologica il teatro avrà entro l'anno prossimo delle migliorie eccezionali sotto l'aspetto audio, sotto l'aspetto video e anche per l'aspetto dell'accoglienza visitatori. Ma poi saranno cambiate tutte le tecnologie che serviranno, l'impianto luci e che altro. Da un punto di vista di attività il teatro si mette sul mercato, anche da un punto di vista commerciale. Qua abbiamo già sperimentato che si fanno eventi privati, quindi viene affittato, ma non solamente per l'aspetto artistico, anche per convention aziendali, matrimoni civili. Quindi non ci siamo chiusi a questo, ma questo significa creare attività commerciale. E questo è importante perché crea veramente turismo culturale. Ora
Un conto è essere turisti e un conto poi essere viaggiatori. Qua arrivano i viaggiatori perché hanno scelto, anche perché per arrivare a Monte Castello di Vibbio occorre salire sul colle, la strada finisce, quindi o scegli o non ci passi per caso. E più che altro è importante anche percepire, mi accade qua con dei giovani, quanto essi hanno fame di questi spazi. Mi accade con dei bambini che vengono con le famiglie e se vedere l'attenzione del bambino che si siede qua e tu lo consideri un visitatore al pari e non a differenza di età dei suoi genitori e si sente importante. Altra cosa, ecco, questo cosa mi fa dire? Che i teatri non li lasciamo vuoti, non aspettiamo che esca uno spettacolo, apriamoli per essere visitati, per farli vedere, c'è una fame di sapere. Io direi che questa è la chiusura perfetta di questa puntata. L'immagine del bambino di cui tu parlavi è bellissima, cioè il bambino che entra per la prima volta in un teatro vuoto ha probabilmente quel tipo di input emotivo che è proprio quello che lo farà diventare probabilmente un futuro spettatore. Io lo ricordo da musicista, mi sono trovato quando ero giovane a insegnare musica e molti bambini non sapevano, non avevano mai visto un'orchestra, non avevano mai visto uno strumento addirittura. E quando li portavamo a vedere finalmente le prove d'orchestra, era una cosa che ti colpiva proprio. Ecco, immagino che quei bambini lì, quelli che sono entrati in questo teatro, quelli che hanno visto quell'orchestra, poi in futuro diventeranno spettatori. E questo è l'insegnamento più bello, secondo me. Allora io ringrazio Edoardo Brenci, direttore del Teatro La Concordia di pochi chilometri da Todi, in Umbria. Grazie per la disponibilità, grazie soprattutto per i racconti e per i contenuti che ci hai dato e soprattutto io esorto a far visita in Umbria a questo meraviglioso teatro. Grazie Edoardo. Ringrazio voi, ma non devi ringraziare me, il teatro è aperto. Ringrazio voi perché ci date modo di comunicare, di divulgare. Poi grazie anche allo staff, perché è uno staff meraviglioso. Arrivederci.